Pace e bene a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Se tu m'accogli, numero 129. Siamo qui riuniti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, Gesù Cristo, giusto, intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. Per accostarci anche oggi degnamente alla mensa del Signore, invochiamolo con cuore pentito. Signore, che ci inviti al perdono fraterno prima di presentarci al tuo altare, Kyrie eleison. Cristo, che sulla croce ha invocato il perdono per i peccatori, Christe eleison. Signore, che hai effuso lo Spirito per la remissione dei peccati, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni tutti i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio che hai ordinato la penitenza del corpo come medicina dell'anima, fa che ci asteniamo da ogni peccato per avere la forza di osservare i comandamenti del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Daniele. Signore Dio, grande e tremendo, che sei fedele all'alleanza e benevolo verso coloro che ti amano e osservano i tuoi comandamenti, abbiamo peccato e abbiamo operato da malvagi e da empi. Siamo stati ribelli,
ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti e dalle tue leggi. Non abbiamo obbedito ai tuoi servi, i profeti, i quali nel tuo nome hanno parlato ai nostri re, ai nostri principi, ai nostri padri e a tutto il popolo del paese. A te conviene la giustizia, Signore, a noi la vergogna sul volto, come avviene ancora oggi per gli uomini di Giuda, per gli abitanti di Gerusalemme e per tutto Israele, vicini e lontani, in tutti i paesi dove tu li hai dispersi per i delitti che hanno commesso contro di te. Signore, la vergogna sul volto a noi, ai nostri re, ai nostri principi, ai nostri padri, perché abbiamo peccato contro di te. Al Signore nostro Dio la misericordia e il perdono, perché ci siamo ribellati contro di Lui, non abbiamo ascoltato la voce del Signore nostro Dio, né seguito quelle leggi che Egli ci aveva dato per mezzo dei Suoi servi, i profeti. Parola di Dio. Perdonaci, Signore, nella tua misericordia. Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati. Presto ci venga incontro la tua misericordia, perché siamo così poveri. Perdonaci, Signore. Aiutaci, o Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome. Liberaci e perdona i nostri peccati a motivo del tuo nome. Perdonaci. Giunga fino a te il gemito dei prigionieri. Con la grandezza del tuo braccio salva i condannati a morte. E noi, tuo popolo e gregge del tuo pascolo, ti renderemo grazie per sempre. Di generazione in generazione narreremo la tua lode. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Tu hai parole di vita eterna. Lode, gloria a te. Lode, gloria a te. Luce del mattino. Lode, gloria a te. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Parola del Signore.
nel versetto del canto al Vangelo abbiamo pregato così: le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Tu hai parole di vita eterna. Le parole che il Signore ci rivolge ogni volta che partecipiamo all'Eucarestia sono parole di Dio. È Dio che parla a noi attraverso la Chiesa. E sono parole non vuote, non morte, ma piene di spirito e di vita. Sono parole